Nel momento nel quale c'è necessità di garantire il posto di lavoro, noi diciamo prima il Veneto. Prima il Veneto inteso come quel cittadino che comunque ha dato qualcosa al Veneto, che comunque ha vissuto in Veneto, che magari ha ancora dei parenti in giro per il mondo, che grazie alle loro rimesse questo Veneto è diventato grande. Voglio ricordare un ultimo aspetto: quando si parla di occupazione, siccome me l'ha chiesto prima un giornalista, dice ma quale sarà il futuro dell'occupazione del Veneto? Beh, noi siamo estremamente convinti che bisognerà, come dice qualcuno, ingrandire i nostri cervelli e non i capannoni, però è altrettanto vero che la manifattura non la vogliamo abbandonare. Ad esempio stiamo lavorando a livello nazionale affinché il marchio Made in Italy sia frutto di una vera lavorazione tutta nazionale, nel modo in cui un cittadino potrà in futuro andare a decidere se comprarsi un paio di scarpe Made in Italy fatte e realizzate tutte nei nostri territori, piuttosto che sapere che queste scarpe, piuttosto che questi articoli di abbigliamento o altri articoli sono stati realizzati all'estero. Siamo convinti fino in fondo che il Veneto non dovrà dismettere la sua manifattura, che comunque manifattura e lavoro manuale significano anche cultura e identità di territorio. Non aggiungo altro, vi chiedo di non dare per scontata questa campagna. Io incontro quotidianamente persone che si congratulano per la nostra imminente vittoria e come si dice, tutti ci tocchiamo, no? E ho visto molte campagne andare male perché tutti davano per scontato che la vittoria ormai fosse qualcosa di scontato. Vi chiedo tutti pancia a terra, anche con una sana competizione interna tra le due coalizioni, quindi tra Lega e PDL, di poter portare innanzitutto il nostro programma e il nostro messaggio. Ringrazio anche i tantissimi ragazzi, mi sono riproposto di presentarli un giorno, questa sala sarebbe troppo piccola per portarli qui, magari faremo una sorta di assemblea, tutti i ragazzi che stanno gestendo tutta la comunicazione, i siti internet, che si occupano dei programmi, sono tutti quelli che stanno lavorando. Portiamo i nostri programmi, la nostra progettualità e diciamo ai cittadini di andare a votare. Poi ovviamente invitiamoli anche al come si vota di fare solo, sembra una banalità quello che sto dicendo, ma non lo è, credetemi, di chiedere solo una croce sul simbolo del partito che si gradisce. Solo una croce sul simbolo del partito che si gradisce. Questo lo dico perché vedo delle soluzioni molto avveniristiche rispetto al come si vota, quindi evitiamo i fai da te, evitiamo indicazioni che nulla hanno a che vedere con la legge, che ci porterebbero solo ad avere dei voti annullati. Perché vi dico questo? Perché noi non dobbiamo vincere, dobbiamo stravincere, perché abbiamo bisogno di una sana e solida espressione da parte del popolo veneto. Nel pieno rispetto del contratto sociale dobbiamo andare a rappresentare il nostro popolo veneto e dobbiamo fare quelle riforme che altrimenti sarebbero ostiche, con un risultato non superbo. E mi riferisco ad esempio a quello che ricordava prima Alberto Giorgetti, ovvero il regolamento. Sembra una banalità, tutti noi quando parliamo di Veneto pensiamo a infrastrutture, pensiamo all'internazionalizzazione di questa regione, all'occupazione, alla sanità, che è una sanità d'avanguardia, al federalismo fiscale. Però tutte queste cose, e diciamolo da subito ai veneti, non si possono realizzare se i nostri consiglieri regionali, se la nostra squadra non è messa nelle condizioni di lavorare. Per cui io dico, in piena intesa con il Consiglio regionale, in assoluta affinità con il nuovo Presidente del Consiglio regionale, dico che i primi mesi li dovremo dedicare, stringendo i denti, sopportando le critiche, H24, senza chiudere le porte del Consiglio regionale, a modificare lo statuto e a mettere nelle condizioni i veneti di avere risposte e di non avere sempre scuse. Grazie. Vi ringrazio. Vi do appuntamento, ovviamente gli appuntamenti che poi programmeremo con PDL e Lega, e vi chiedo di fare una bella campagna, ovviamente nella totale tranquillità, serenità, perché questo è il messaggio che deve uscire, ed evitate le polemiche, perché ringrazio i giornalisti che sono qua, loro vi chiederanno solo degli altri, vi chiederanno di fare qualche commentino, evitiamo le polemiche. Noi dobbiamo guardare a lungo, dobbiamo guardare al futuro e sicuramente non occuparci dei fatti di casa altrui perché non sono fatti nostri. Grazie.
Allora